ma verrà utilizzato per sfamare le popolazioni che oggi non hanno disponibilità di cibo. Ma il primo problema che hanno queste popolazioni è la disponibilità economica per acquistare cibo, e questo cibo costa molto di più rispetto al cibo tradizionale, quindi anche lì non è una soluzione. La cosa che ci sta più a cuore, il principio di precauzione. Oggi questi prodotti, per poter essere utilizzati, devono essere, diciamo così, alimentati con ormoni e antibiotici. Allora, se c'è un principio che ci deve contraddistinguere, è il fatto che in Europa, negli allevamenti, gli ormoni sono vietati da più di 40 anni. Allora qualcuno mi dovrebbe spiegare il perché giustamente li vieto negli allevamenti e poi li acconsento nel momento in cui vado a produrre all'interno di un bioreattore. C'è qualcosa che non funziona. Aggiungo, se c'è un problema che riguarderà la popolazione nei prossimi anni, è l'antibiotico resistenza. Questi prodotti hanno una necessità esponenziale di utilizzo di antibiotici. E allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un meccanismo di interessi di carattere economico nelle mani di 15 persone a livello globale, che sono già quelli che detengono il sistema della comunicazione tramite le piattaforme social, che detengono la Big Pharma. Se arrivano a avere il controllo tramite un principio di brevetti che stanno già sviluppando del cibo, noi arriveremo in una fase di post-democrazia, perché in 15 persone saranno in grado di andare a condizionare le scelte di governi democraticamente eletti. Allora il ragionamento non è banalizzare, come fa qualcuno, siete contro la ricerca. Noi siamo a favore della ricerca, ma deve essere una ricerca libera, indipendente, pubblica, che a sua volta rende disponibili quelli che sono gli studi che vengono effettuati, non una ricerca su commissione, perché è facile che questi soggetti possano dire a un centro studi: mi devi portare questo risultato, se me lo porti, questo è il riconoscimento economico. Ecco, di questo noi non ne abbiamo bisogno. Arrivo però a un altro tema e poi mi taccio. Noi parlavamo prima di tutto ciò che concerne anche il sistema infrastrutturale. Io sono convinto, mi sbaglierò, non penso, che nei prossimi anni noi avremo il Mediterraneo che avrà un ruolo centrale. E se realmente noi possiamo pensare di limitare queste ondate migratorie di persone, lo potremo fare se creeremo una condizione perché queste persone possano avere un futuro e avere soddisfazione del lavoro che svolgono stando nei loro paesi. Da che mondo è mondo, dopo una guerra, dopo una grave crisi di carattere economico, da dove si riparte? Sempre dall'agricoltura. Allora la sfida è quella che, se noi guardiamo all'Africa come continente, con una mentalità diversa rispetto ai cinesi o anche ai nostri cugini francesi, che hanno sempre avuto l'idea di colonizzare dove vanno, quindi vengo, occupo, quello che produco me lo porto via. La nostra sensibilità, la nostra storia è diversa, è quella di esportare le nostre conoscenze, esportare le nostre tecnologie, esportare la nostra intelligenza nel saper fare, creare formazione, perché queste persone nel loro paese, nel loro territorio, grazie all'agricoltura, possono avere una prospettiva di vita. In tanti non conoscono il fatto che l'Africa è uno dei continenti più ricchi d'acqua, ma non hanno gli strumenti per poterlo utilizzare. Allora, su questo, ripeto, noi dovremmo riflettere. Quindi, quando mi si dice ma la popolazione a livello globale crescerà, iniziamo a fare educazione, perché ci sono delle sproporzioni. Negli Stati Uniti mediamente vengono consumati 150 kg di carne pro capite, in Europa siamo 75-80, in altri paesi quelli che ne consumano meno ne consumano 20. Allora tutto sta nel cercare di riequilibrare e
chiudo su un ultimo ragionamento. E anche quando, sempre la via più semplice, si cerca di scaricare sull'agricoltura una generalizzazione in termini di ragionamento, e noi questo lo dobbiamo respingere non perché siamo direttamente interessati, ma utilizzando i dati che abbiamo a disposizione. L'agricoltura italiana e l'agricoltura europea è la più sostenibile a livello globale. E noi siamo i primi per sostenibilità e abbiamo un dato legato alle emissioni nelle filiere zootecniche che non supera il 5,5%, e se utilizzeremo al meglio le risorse anche del PNRR, questo dato lo andremo a battere ulteriormente. La generalizzazione dove ti porta? A dire che siamo tutti uguali, ma non siamo tutti uguali, perché noi non alleviamo i suini nei grattacieli come fanno in Cina. Noi non alleviamo in pieno deserto, come in Arabia Saudita o in Qatar, 100.000 vacche da latte in un'unica stalla. Noi non siamo un'agricoltura che fa della deforestazione il suo principio fondante come avviene in Brasile. Noi siamo l'agricoltura che dal 1990 ad oggi in Europa meno 18% l'utilizzo di prodotti fitosanitari, in Italia meno 23%, in Brasile più 51%, in Argentina più 49%, negli Stati Uniti più 23%. È su questo che dobbiamo ragionare. Perché? Perché noi dobbiamo essere consapevoli di quello che siamo e proteggere la nostra biodiversità, perché ci rende unici. Parlavamo del settore vitivinicolo. Noi oggi siamo forti perché abbiamo difeso il settore vitivinicolo in un sistema più tradizionale rispetto alle piante, anche alcune con delle genetiche più di carattere internazionale, ma anche perché abbiamo dei vitigni autoctoni che li abbiamo solo qua. E cosa generano questo? Generano un meccanismo che poi sviluppa una tenuta territoriale, che sviluppa il turismo, che sviluppa un meccanismo per il quale quello che facciamo noi non è ripetibile in altre parti del mondo e sviluppa quel valore che ci deve appartenere. Un tema che non è stato sottolineato è stato quello della formazione. Noi dobbiamo guardare e recuperare quello che era il ruolo degli istituti tecnici, perché in questo paese noi abbiamo fatto credere che gli unici che dovevano avere soddisfazione o potevano avere soddisfazione era solo chi si laureava. Però oggi non abbiamo più idraulici, non abbiamo più elettricisti, non abbiamo più persone che sono fondamentali per le nostre filiere produttive. E ritorno sull'argomento. Se noi vogliamo guardare all'agricoltura di precisione, allora è pensabile che se dovremo utilizzare nel giro di qualche anno, ad esempio, i droni in termini sostitutivi per monitorare anche quello che avviene all'interno di un vigneto, non ci immaginiamo già oggi che se uno fa l'istituto tecnico può prendere il brevetto per pilotare il drone e non lo deve fare successivamente a carico in termini di costo delle imprese nella quale viene assunto. Perché questo è essere veloci e utilizzare la tecnologia. E poi utilizzeremo i satelliti e ogni tanto diciamocelo che siamo bravi. Perché comunque Antonio Tajani ha appena siglato un accordo per il quale una delle università più importanti a livello mondiale, che studierà anche tutto quello che sarà il fenomeno dello studio meteorologico, verrà realizzato in Emilia-Romagna, ma sarà un'eccellenza unica a livello mondiale. È su queste cose che ci dobbiamo impegnare. E chiudo su un'ultima battuta. E qua è ovviamente un contributo che voglio dare alla politica, perché vedete anche qua, facile dire che è sempre colpa solo della politica. Iniziamo a metterci un po' tutti in discussione rispetto a quello che abbiamo fatto, quello che potevamo fare a fianco della politica e non contro la politica, che è un meccanismo diverso e che magari porta anche una nuova sensibilità nei confronti dei giovani e dei ragazzi nel non disinteressarsi, ma nell'essere partecipi. E allora questo meccanismo dove ci deve portare? Guardate, io sono uno di quelli che settimana scorsa, 10 giorni fa, ha fatto una battaglia infinita sul tema del packaging che fortunatamente abbiamo vinto in Europa. Però è altrettanto vero che noi in Europa ci dobbiamo stare. E allora se ci dobbiamo stare, noi ci dobbiamo dare col meglio delle nostre intelligenze.
E io mi auguro che tutti i partiti politici alle prossime scadenze elettorali mettano in campo, per quanto riguarda la rappresentanza nel Parlamento europeo, il meglio della rappresentanza politica italiana, perché diversamente noi continueremo ad assistere a quello che altri decidono e che poi va a gravare anche sul futuro delle nostre attività e dei nostri settori. E poi riuscire a fare rete e sistema, come hanno fatto i paesi del nord Europa tante volte nell'imporci poi quei regolamenti che erano fuori da qualsiasi logica. E chiudo su questa battuta, perché? Perché quello che veniva detto anche precedentemente, sì, dobbiamo ridurre, lo dicevo io prima, siamo stati più bravi rispetto ad altri nel diminuire l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, però stiamo attenti a demonizzare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, perché il prodotto fitosanitario serve per mantenere sana la pianta e portarla alla fine della coltivazione. Se noi di punto in bianco decidiamo di ridurre del 60% l'impiego di queste sostanze, di questi prodotti, vuol dire che noi perderemo il 30% della nostra capacità produttiva, con un danno economico per il Paese Italia, per la filiera agroalimentare, che ci porterà a importare più prodotti dagli altri continenti, dove le regole che a noi vengono imposte non vengono minimamente rispettate, e quindi il principio che ci dovrebbe contraddistinguere è quello della reciprocità. Se io impongo una regola a un'impresa agricola italiana e io devo pretendere che la stessa regola venga imposta nel momento in cui io importo prodotti che provengono da altri continenti, se no diventa semplicemente una pratica di concorrenza sleale che mette fuori gioco le nostre imprese e che invece che farci crescere ci porterà a una decrescita, e quando si parla di decrescita non è mai felice. Grazie. Grazie collega Ettore Brodini, Presidente nazionale Codiretti. Mi riallaccio per un secondo solo, la legge sul biologico, bellissima, l'abbiamo approvata in Commissione Agricoltura quando c'ero io, però condivido il pensiero, non si vive solo il biologico, e quindi ben vengano anche gli atti fitogamici quando ci permettono di difendere le nostre piante. Una battuta su questo. Partiamo da un principio: libertà di impresa. Qua non ci deve essere una costrizione a fare una cosa o un'altra. Sono gli imprenditori, rispetto al mercato che hanno, che decidono se fare il biodinamico, se fare il biologico, se fare l'agricoltura tradizionale, in prospettiva l'agricoltura rigenerativa. Deve essere una libera scelta che noi diamo agli imprenditori, mai condizionata dalle imposizioni che qualcuno ci vorrebbe dare.